In Australia è proprio frontiere, in Spagna è paradosso, quindi quasi siamo stati. Sì, vabbè, a schiaccio, è come gli altri, è come gli Siamo partiti. Ella, buongiorno. L'italiano Sempre, sempre. Ah, ok, sì. C'è un anno lei. Abbiamo qui un infaticabile veneziano. Ecco, grazie. Sempre presente alle manifestazioni per Venezia. Grazie. Cosa ci racconta? Che gli scozzesi il 18 diventano indipendenti, poi tocca a noi, alla Catalogna, ai tirolesi, tutto il movimento di popolo in Europa. Siamo come nel 1814, l'Europa dei popoli. Prima o poi tutti indipendenti e liberi. Speriamo nell'autoproclamazione dei popoli, in questo contemo. Speriamo che la Scozia faccia da apripista e questa è la nostra speranza. Oh, Tonetti! Bandera, Parma! Bandera, Parma! Bandera, Parma! Veneto! 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 Venezia! Venezia! Però io mi giravo. Oggi noi siamo qui a Venezia per manifestare contro il degrado e per avere una più sicurezza, una maggiore sicurezza. Ringraziamo tutti che sono venuti da ogni parte del Veneto per amore di Venezia. Fra poco partirà il corteo. La cosa importante è che oggi non sono ammesse bandiere politiche. L'unica bandiera ammessa e gradita è quella marciana, la nostra bandiera marciana. E sarà usata a testimonianza che a Venezia ci sono anche i veneziani. La manifestazione comprende non solo Venezia, ma anche Mestre, le isole e il Lido, che sono vittime degli stessi problemi di Venezia. Salvago! Salvago! Venezia! Libera! Venezia! Libera! Venezia! Libera! Allora, 348, 73. Siamo qui in questa manifestazione per fare sentire la nostra voce per Paolo, noi ne siamo. il degrado, la criminalità e l'abusivismo. Ma le cose più importanti sono la sicurezza che abbiamo bisogno nelle isole, del Lido, Venezia Centro, Mestre innanzitutto, perché sentiamo nelle parti dei nostri amici quello che stanno creando a Mestre. Riterrei opportuno che le autorità, questore, il prefetto, chi per esso, prendano mano alla situazione e facciano vedere un vero segno per quello che riguarda l'interessamento. Poi per quanto riguarda l'abusivismo, che se lo vado a vedere nelle sedi adatte, perché paghiamo fiori di persone appunto perché seguono queste problematiche. Poi come resto ringraziamo tutti i presenti qua della manifestazione che fanno vedere che effettivamente i veneziani esistono. Grazie. Sì, ok. Luisa. E ora come femo qua? Come femo? Esattamente.
Dai, con lo sfondo di Venezia. Sì. Stranieri. Beh, sicuramente prima che viene. Eccoli qua, Massimo. Siamo in tanti, siamo in pochi, facciamo sentire le nostre voci! Prima volta in montagna, guarda che asilo Finché poi chi ha preso la neanche un po' consumo con sperde gente che già deve andare. Ma siamo disposti a cantonare tutta? No, solo per il beneficio. No. Beh, ma bisogna stare tutti insieme perché la gente non capisce. È l'unico film valido, però adesso anche Galacticos permessi e tutta questa roba, sta gente non è molto bello. E ora sì, ora ti avanti.